Siamo con Stefano Tognazzo della UIL FPL Padova. Parliamo del blitz che questa mattina avete fatto voi della UIL assieme alla CGIL in provincia a Padova. Abbiamo esposto uno striscione dato che il clima è teso. È teso anche perché c'è stata una forzatura da parte del Presidente che, pur avendo una richiesta di incontro da parte delle organizzazioni sindacali e lo stato di agitazione aperto sia a livello nazionale che a livello locale espressamente per la provincia di Padova, ha pensato bene di trasformare il corpo di polizia provinciale in un servizio in violazione delle norme che ci sono senza nemmeno comunicarcelo. È un atto gravissimo che ha portato molta tensione anche in altre province, infatti siamo stati contattati da dipendenti delle altre province preoccupati di questa trasformazione da parte degli agenti in semplici, dipendenti comunali. Abbiamo peraltro inviato in provincia una lettera in cui invitiamo il Presidente a fare retromarcia, ad aprire il tavolo e a confrontarci, anche perché nel decreto province esiste l'accordo nazionale che prevedeva per la dismissione appositi incontri con le organizzazioni sindacali, per cui non capiamo sinceramente dove si voglia arrivare. Non è nuova poi la notizia che anche altre province tipo Belluno ha già avviato la procedura di mobilità per 21 lavoratori della provincia, per cui è una situazione molto grave. Abbiamo la necessità di condurre tutto in un tavolo e metterci a confronto per trovare una collocazione per tutti questi dipendenti.